9 marzo 1902. Come testimonia questa lapide, 120 anni fa nasceva in questo edificio, in Contral Santa Caterina 7, la prima sede ufficiale del Vicenza Calcio. Oggi l'amministrazione comunale con la società e i tifosi hanno voluto commemorare l'evento con una breve cerimonia e la fissione di una corona di fiori, rigorosamente biancorossi. Una tradizione e il grande attaccamento alla squadra che si vuole continuare a tramandare di padre in figlio alle nuove generazioni. Qui c'era una palestra e da qui è partito che poi si chiamava ACV Vicenza. Qui giocavano nella palestra o nel cortile a livello amichevoli e poi è cresciuta nel tempo, è diventata poi una squadra. Il primo statuto dell'Associazione Calcio, che è datata 16 marzo 1902. Qui abbiamo un po' di foto dell'epoca che mostrano i colori a righe bianco-rosse. Cominciavano con delle camicie, non erano maglie. E questa qua è una foto dell'aprile del 1906, come si vede avevano delle camicie. Qui questa qui è lo stesso, sempre con delle camicie, poi più avanti sempre camicie, poi abbiamo cominciato con la maglia, che è sempre quella storica a righe bianche e rosse.